Buonasera a tutti, io sono Rossano Nicoletto, il presidente nazionale del RIVS, del Registro Italiano Veicoli Storici. Siamo alla festa della Lega e abbiamo qui con noi il presidente della Regione Veneto, il governatore Luca Zaia. A Luca volevo chiedere gentilmente cosa ne pensa di quello che è successo con la legge di stabilità che ha tolto le agevolazioni fiscali per i veicoli da 20 e 30 anni, che intenzioni ha la Regione Veneto riguardo a questa cosa? Direi innanzitutto una precisazione, non è che noi possiamo sempre passare dalla parte dei cattivi, visto e considerato che Roma taglia e poi è sempre colpa della Regione. Quindi a tutti gli appassionati di autostoriche dico: incazzatevi con Roma se c'è sto casino e non con le regioni. Dopodiché noi cerchiamo di risolvere il problema, però ci si renda conto che abbiamo a che fare con quelli che ti regalano 80 euro in busta paga, poi si inventano una nuova tassa che si chiama Tasi e per di più aumentano anche l'IVA di 2 punti. Vuol dire che gli 80 euro sono una bazzecola rispetto alle nuove tasse che pagheremo. Così sta accadendo per le autostoriche, così accade per i farmaci salvavita, così per gli emotrasfusi, così per i 5 miliardi di tagli della sanità. Ci dia una parola di conforto a noi poveri appassionati del Veneto e ci dica cosa succederà con l'amico Roberto Ciambetti se riusciamo a reintrodurre le agevolazioni. Noi vogliamo introdurre le agevolazioni, però attenzione che il problema è fare quadrare la norma con il bilancio, perché è come dire a uno: guarda, tu lavori ma non ti pago più lo stipendio, fatelo pagare, che so, dal medico del paese. Il medico del paese sì, io posso darti anche una mano, ma bisognerebbe che qualcuno mi desse i soldi. Stiamo cercando di farlo, lo faremo, però sia chiaro che non è un problema che ha creato la Regione. Però questi soldi vanno a finire quasi tutti all'ASI a Torino, un registro Veneto, l'unico registro nazionale che ha sede in Veneto, che è quello che io molto modestamente rappresento, non è ancora riconosciuto. C'è qualche possibilità che abbiamo il riconoscimento nella Regione Veneto direttamente col bilancio? Ma noi sì, è assolutamente questo. Ti dirò che poi abbiamo 21 miliardi di tasse che finiscono tutti gli anni a Roma, per cui il problema è un problema reale, che è quello che dal Veneto se ne vanno soldi e non tornano più.